A una settimana dal corteo del Gay Pride che si terrà nel capoluogo della Marca, il clima di tensione è in aumento, dopo che i partecipanti del movimento Con Cristo per la Vita, che si ritrova ogni lunedì per pregare contro aborto ed eutanasia, hanno chiesto al vescovo di cancellare la manifestazione. Nel frattempo il comune ha negato il patrocinio per entrambe le manifestazioni che lo avevano richiesto. Al microfono il sindaco Mario Conte vuole rassicurare i cittadini. Non sposeremo neanche la contromanifestazione perché, ripeto, noi rispettiamo le sensibilità di tutti, però l'amministrazione comunale deve rimanere in una posizione di equilibrio sopra le parti. Se le manifestazioni sono autorizzate, il comune non può tirarsi indietro, quindi ognuno manifesti il proprio pensiero, lo faccia con rispetto e lo faccia con educazione e soprattutto tenendo conto delle sensibilità di tutti. Davanti al corteo un crocifisso, l'immagine della Madonna e uno striscione con la frase della Genesi: Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina. Un'iniziativa di riparazione al Gay Pride, così l'hanno chiamata la processione che si svolgerà domenica prossima lungo le vie del centro storico. L'annuncio della manifestazione organizzata dai pescatori di pace ha creato per lo più stupore e incredulità fra i trevigiani. Pazzesco, è pazzesco. Sono forme di fanatismo. Rispetto un parere diverso da quello che è il mio, personalmente non ci vedo niente di male al Gay Pride qui. Penso che chiunque può manifestare per i propri ideali, per i propri pensieri, l'importante è non manifestare contro qualche altro pensiero. Cosa ne pensi? Assurdo perché secondo me Dio, Gesù o chi per lui non è assolutamente contro l'amore, perché non devi credere che ci sia dell'amore tra donna e donna o tra uomo e uomo, quindi secondo me è assolutamente ingiusto. Se esiste un Dio non pensa questo, insomma.